Amici del calcio a 5 italiano, eccoci di nuovo collegati col mini palazzetto di Cesena, intitolato alla memoria di Paolo Paganelli. Stanno scendendo in campo le formazioni della Futsal Cesena e del Mestre Fenice. Si salutano al centro del campo i due capitani, Mazzon per gli ospiti che giocano in divisa arancione, portiere completamente bianco. Dall'altra Simone Pasolini per la Futsal Cesena con la divisa dorata, il portiere completamente nero. La triade in casacca azzurra che dirigerà l'incontro è composta dal primo arbitro, il signor Emilio Viviani di Nocera Inferiore, il signor Antonio Daddato della sezione di Barletta e infine il signor Giovanni Agosta al crono della sezione di Rovigo. Quintetto di partenza per la squadra di casa è composto da Montalti in porta, Pieri come ultimo, Achimi e Dentini nelle rispettive bande, in attacco il bomber Cristian Sanchez Gardelli. Dicevamo appunto della Futsal a quota 7 punti, Mestre Fenice che divide l'ultimo posto con il Rovereto con un solo punto. Situazione di classifica complicata per la squadra veneta e adesso Achini inizia con il gol del vantaggio della Futsal Cesena. Partita sbloccata, attenzione Traversari! Il raddoppio della Futsal Cesena. La gran palla di Achimi che ha visto il movimento di Ricky Traversari appena entrato. Seconda fischiata ai danni della Futsal Cesena. Troppo irruente Gardelli da Tergo su Vailati. Attenzione, ora Vailati ha spazio sulla sinistra, può provare ad andare. Gardelli però lo rimonta, però Vailati gli porta via il pallone, uno scambio con Uenu, attenzione Ruzzene, miracolo di Montalti. Occasione enorme. Poi Traversari, Dentini, Traversari! Incredibile! La parata clamorosa di Montalti su Ruzzene che ha calciato da 1 metro. È partito il contropiede, Traversari magistrale a scambiare con Dentini, a infilare la sua personale doppietta. 3-0 per la Futsal a 11:34 al termine. Protesta ancora la panchina ospite, contrasto su Mazzon che è finito a terra. Poi Achimi, attenzione Uenu, conclusione, rete. La rete del Mestre Fenice con Uenu e subito va in gol la prima azione. Poi Pieri a cercare dentro Gardelli, conclusione, rete. E si è fatto sorprendere Zanotto. La conclusione da parte di Gardelli, bella palla imbucata da Achimi. Gardelli l'ha fatta scorrere, ha calciato raso terra sul primo palo. Bui, Crescenzo, attenzione Gardelli, poi Traversari. Ancora Traversari, danza sul pallone, prova ad andare a defilarsi, palla dentro, Dentini colpisce il palo. Conclusione di Traversari sulla quale Zanotto non è stato precisissimo. Attenzione Traversari con questa palla, Traversari! La tripletta per Ricky Traversari! E 5-1 per la Futsal Cesena. Disastro del Mestre Fenice che ha perso un pallone sanguinoso sulla metà campo. Si prosegue ora. Uenu, Capitan Mazzon ad aver indossato la maglia del portiere ora. Mestre Fenice che gioca la palla con tocchi a 1 o 2 tempi al massimo.
per cercare di trovare lo spiraglio giusto nel castello difensivo disegnato da Osimani, con Hakimi e Dentini sulle fasce. Poi attenzione, la rete della Fenice Mestre, rimessa laterale per il Mestre Fenice, 4:39 alla fine, ancora un minuto scarso di superiorità numerica. Vedete che anche UNU cerca di far passare i secondi trattenendo il pallone, gli ruba Dentini, attenzione, la conclusione di Traversari, è poker per Ricky Traversari. Fuori ora il pallone per Pieri, la conclusione e la palla è entrata. E ancora aveva il pallone tra le mani, gli è sfuggito ed è il 7-2 per Cesena. Finisce qui il match. Ringraziamo per la collaborazione tecnica Cristian Carabini. Da Futsal Cesena batte il Mestre Felice per 7-2. A voi tutti amici, buon futsal e arrivederci al prossimo match.